La prostituzione in casa è un fenomeno che è in netto aumento nel veneziano, lo dicono i dati raccolti dal servizio protezione sociale del comune, lo stesso che aiuta le vittime dello sfruttamento a rifarsi una vita e a denunciare gli aguzzini. E le lucciole in casa rischiano di spostare il degrado e la criminalità dalle strade ai condomini. Sentiamo. Le battaglie dei cittadini contro il degrado delle lucciole su strada continuano, ma forse non serviranno a lungo, perché in 10 anni nel veneziano si è verificato un aumento esponenziale della prostituzione in casa. Lucciole tra le 4 mura domestiche, spesso con la connivenza di padroni di casa compiacenti. Un quadro che allarma il servizio di protezione sociale del comune, perché se è vero che sarà salvo il decoro, i controlli saranno più difficili. La prostituzione, diciamo, al chiuso è una prostituzione che impedisce anche diciamo, l'intervento, non dico delle forze dell'ordine, ma è molto più difficile anche per le forze dell'ordine, diciamo, controllare questo fenomeno. E c'è anche un altro rischio. Allo sognare sarà molto semplice che il conflitto che adesso noi vediamo tra cittadini e persone che si prostituiscono, che è fortemente focalizzato sulla strada, è evidente che potrà far sì che questo avverrà all'interno dei condomini. Il boom di prostituzione in casa è solo uno dei tanti dati che emergono dallo studio della tratta degli esseri umani, vera miniera d'oro di organizzazioni criminali per lo più albanesi e rumeni. In 15 anni il servizio di protezione sociale del comune è riuscito a togliere dalla strada centinaia di lucciole, permettendo spesso di incastrare i responsabili dello sfruttamento. Oltre 2000 colloqui e quasi 300 ragazze che hanno denunciato gli sfruttatori come testimoni di accusa nei processi. Ieri l'assassino di Katalin, prostituta minorenne ungherese gettata in corsa da un'auto sulla 4 da chi voleva farle pagare uno sgarro, è stato condannato a 17 anni di carcere. Una scelta rischiosissima quella di cambiare strada, difficile, spesso letale. 25 persone che ho conosciuto sono morte. Intanto il capo della procura si scaglia contro la febbre da ordinanze antilucciole che ha colpito molti sindaci, bocciate, zone a luci rosse e multi ai clienti. Ordinanze che mirano a rimuovere il fenomeno dagli occhi delle persone che vivono in determinate zone, una specie di intervento cosmetico che lascia il tempo che trova dal mio punto di vista.